La cabina di regia ha fissato misure più stringenti per il periodo natalizio, stop alle feste in piazza, si potranno ospitare in casa gli amici, Green Pass valido 6 mesi, terza dose dopo 4, in corso il Consiglio dei Ministri. La variante Omicron dilaga, in regione i sequenziamenti salgono a 33, i contagi toccano un nuovo picco di positivi, oltre quota 1000, il virus continua a diffondersi a ritmi sempre maggiori, 6 decessi. Un anno di intenso lavoro a favore dei cittadini senza pensare a interessi personali, questo è il messaggio del Presidente della Regione Federica, pronto a ripresentarsi agli elettori nel 2023. Il Comune di Udine ha illustrato il bilancio di un anno di attività e anticipato alcune novità per il 2022, tra queste l'assunzione di nuovo personale a Palazzo d'Aronco e la ristrutturazione di Casa Cavazzini. La Salernitana ha annunciato ricorso sul possibile 3-0 a tavolino in favore dell'Udinese e bloccato così l'iter per l'assegnazione della gara non disputata martedì scorso. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Nuova stretta in vista del Natale con la variante Omicron che dilaga, e questo quanto emerso dalla cabina di regia presieduta dal Premier Draghi, convocata oggi in 2 tranche inframmezzate con il confronto con le regioni. Le proposte sono al vaglio del Consiglio dei Ministri, iniziato alle 17:40 e ancora in corso, dopo il quale sono attese comunicazioni ufficiali da parte del Governo. Stando alle ipotesi, dal 1 febbraio 2022 la durata del Green Pass sarà ridotta da 9 a 6 mesi e la somministrazione della terza dose sarà ridotta da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Obbligo di mascherina all'aperto e di FFP2 al chiuso in cinema, teatri e eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto. Fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o mangiare un tramezzino al bancone del bar, ma solo tra i tavolini all'aperto. Servirà il Super Green Pass anche in palestre, piscine, musei, terme per lo sci. Nello stesso periodo stop alle feste anche in piazza all'aperto. Non ci saranno invece, al contrario dello scorso anno, limitazioni di legge al numero di ospiti a casa per la vigilia al giorno di Natale. Allo studio c'è anche l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, a cominciare dalla pubblica amministrazione. Infine, per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale, potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti a gennaio. Nuovo picco di contagi oggi in regione con 1.081 positivi emersi da 10.356 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 9,08% e 20.310 test rapidi. La prima fascia di contagio si conferma essere quella degli under 19 con il 23,59% di nuovi positivi, a seguire 40-49 anni con il 18,78% e la fascia dai 50-59 anni con il 15,36%. 6. Le persone morte con Covid nelle ultime 24 ore, di età compresa tra gli 88 anni, un uomo di Trieste è morto in ospedale, e 70 anni, una donna di Montereale Valcellina, anche lei è deceduta in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, pazienti ospedalizzati in altri reparti calano 281, salgono a 8.212 le persone in isolamento. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate 19 positività, tra gli ospiti delle residenze per anziani si registrano 4 contagi, mentre risultano esserci 2 positivi tra gli operatori che vi lavorano. E nei sequenziamenti delle positività degli ultimi giorni sono emersi 33 casi sospetti di variante Omicron dopo i 2 già certificati. Numeri destinati a aumentare, secondo il vicepresidente della Regione Riccardi, che però sottolinea la tenuta del sistema sanitario regionale. Si raggiunge il terzo dato più alto delle positività dal bollettino della Protezione Civile nel giorno in cui si trovano 33 casi che potrebbero essere di variante Omicron. Sono temi purtroppo dati di attualità. Il migliaio di casi di infezione è un dato alto, però noi dobbiamo guardare la relazione tra l'infezione e la domanda ospedaliera. La domanda ospedaliera è stabile
e quindi è estremamente importante questo dato, perché questo dimostra che il vaccino è efficace e io non vorrei, sono molto prudente nella valutazione, intanto non abbiamo un'evidenza scientifica che ci spieghi cos'è questa variante. Quindi noi oggi siamo in condizioni di infezione come tutte le altre, poi è chiaro, c'è la variante, vediamo il Veneto registra il 30%, la Lombardia il 40%, noi abbiamo un profilo rispetto ai dati che abbiamo della certezza di 2 casi, peraltro 2 casi curati a casa, quindi senza grandi problemi. Vediamo che nelle attività di sequenziamento ci sono altre 33 ipotesi che potrebbero configurare casi Omicron. Tutti questi 35 casi però, qualora fossero confermati i 33 rispetto ai 2 conclamati, al momento non presentano condizioni di criticità, quindi sono cose lievi. Quindi io mi auguro che la Omicron diventi una mutazione al pari degli altri fenomeni dell'infezione, quindi non generi quella violenza che in un primo momento veniva indicata. Quindi, però è chiaro che andiamo incontro a un aumento di questo, il fenomeno sarà più o meno come il Delta, alla fine arriveremo a una preponderanza della Omicron. Come detto, risale la curva dei contagi nella nostra regione con un aumento del 14% nelle ultime 2 settimane e sale anche l'RT. Questi dati che vengono confermati anche dalla Fondazione Gimbe. Contagi di nuovo in salita in Friuli Venezia Giulia, sono aumentati di quasi il 14% nelle ultime 2 settimane i casi positivi di Covid in regione. La scorsa settimana erano in discesa di poco meno del 3%. Questo quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale della cabina di regia. L'RT cresce da 1,02 a 1,05, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva, passato in una settimana dal 16 al 17%, mentre cala dal 25 al 23% quello nelle aree mediche. Dal documento dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute emerge anche una flessione dei focolai attivi da 2.190 a 1.098. Anche i nuovi focolai diminuiscono da 959 a 858. Anche l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma che il virus non arresta la sua corsa in Friuli Venezia Giulia. Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre peggiorano i casi di attualmente positivi per 100.000 abitanti, 673, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, 12,4% rispetto alla settimana precedente. Trieste resta la provincia con il maggior numero di casi, 556 ogni 100.000 abitanti, seguono Pordenone con 405, Gorizia con 348 e Udine con 315. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica, 23%, in terapia intensiva, 17% occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 76,4% contro una media italiana del 77,9%, a cui si aggiunge un ulteriore 3,5% solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con la terza dose è del 45,7% contro una media italiana del 51,2%. Segnati agli ordini professionali per non essere vaccinati contro il Covid-19. Si tratta di 8 tra medici, farmacisti e odontotecnici in Friuli Venezia Giulia. Se non prenoteranno l'inoculazione saranno sospesi entro 3 settimane. 8 tra medici, farmacisti e odontotecnici sono stati segnalati all'autorità sanitaria e agli ordini professionali perché risultati non in regola con il percorso vaccinale per la prevenzione della diffusione da Covid-19. Sono i dati che emergono dalla campagna di monitoraggio sui sanitari eseguita in queste settimane dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine. I 2 medici sono attivi in provincia di Udine, dei farmacisti 4 operano nella stessa provincia friulana, mentre 1 in provincia di Trieste. L'odontotecnico infine è attivo nel Friuli occidentale. Nessuna violazione riscontrata nell'Isontino. Odontotecnici, farmacisti e medici sono stati segnalati per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività professionale. Il percorso prevede una prima diffida di 5 giorni e un tempo massimo di 20 giorni per dimostrare di aver eseguito il vaccino oppure di avere prenotato l'inoculazione. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e la Giunta hanno tracciato il bilancio del 2021 e lanciato le linee guida per il prossimo anno. Abbiamo sempre lavorato non in funzione della campagna elettorale, ha detto Fedriga, presentando dati e numeri.
Salute, famiglia, lavoro e territorio sono questi i 4 pilastri che hanno guidato l'azione di governo della giunta di Massimiliano Fedriga nel 2021, un anno ancora condizionato dalla pandemia, nel corso del quale però l'esecutivo ha ottenuto tra gli altri importanti risultati come la revisione dei patti finanziari, le risorse a sostegno delle imprese collegate alle politiche del lavoro che hanno impedito un crollo dell'economia a causa della pandemia. Ci sono poi le nuove politiche abitative e su questo il Presidente ha attaccato le opposizioni, accetto le critiche, non le falsità, visto che abbiamo messo più risorse di tutti. Non è mancato poi un riferimento al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che sarà protagonista nel 2022 e all'Expo di Dubai il 25 febbraio. Riguardo al prossimo anno ci sarà l'integrazione sociosanitaria, le nuove norme sulle strutture per gli anziani e poi oltre 120 milioni di euro per le imprese, con un piano specifico per il comparto dell'arredo e per la Ussa Corno. In tema di investimenti EIOF, le Olimpiadi dei Giovani e Gorizia e Nova Gorizia, capitale della cultura nel 2025. Si investirà poi sulla Palmanova Manzano con il progetto esecutivo e su nuove ciclabili, in particolare sulla costa, e poi ancora i dragaggi e i fondi per la montagna. Confermati gli investimenti anche sulla famiglia e un primo stanziamento di 100 milioni di euro ad un piano che accompagnerà le politiche regionali e nazionali su lavoro e formazione. Infine ci sarà un focus sulla sicurezza. Oggi il Friuli Venezia Giulia è sicuro, ma si vuole confermare e accentuare questa percezione. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa, ha confermato l'intenzione di candidarsi nel 2023. Il Governatore ha voluto però ringraziare gli uffici, gli assessori per il lavoro quotidiano definito fondamentale per i cittadini. La difficoltà del lavoro quotidiano è un pochino più difficile, però i risultati arrivano dopo dal lavoro quotidiano, perché anche la scelta poi deve essere declinata. I numeri che raccontavo in conferenza stampa, dei contributi dati alle imprese, i soldi dati per esempio a tutto il comparto sanitario, settore per settore, penso a tutta la formazione che abbiamo fatto, penso al lavoro che è stato fatto dal punto di vista ambientale, oppure i contributi dati ai comuni sono frutto di un lavoro enorme quotidiano. Pensate che, lo raccontava l'assessore Callari, il sistema informatico e quindi la regione ha gestito più di 42.000 domande. Vuol dire che è questo, perché dopo uno può dire le cose, ma se dopo non vengono fatte, i soldi non arrivano ai cittadini o alle imprese, diventa una scelta inutile. Il Presidente ha anche anticipato che lui è pronto a ricandidarsi anche nel 2023, con un obiettivo importante nel 2022, lavorare comunque non in funzione della campagna elettorale. In un momento di difficoltà siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi importanti, ma penso che il Friuli Venezia Giulia abbia il diritto e il dovere di essere sempre più competitiva anche a livello globale ed europeo. Per questo i 100 milioni all'anno che abbiamo messo sullo sviluppo e la competitività vanno in quella direzione, per attrarre nuovi investimenti, oltre che sviluppare quelli già presenti, attrarre nuove realtà magari globali nel mondo della ricerca applicata, per cercare di creare nuove opportunità, per dare nuove opportunità di lavoro ai nostri cittadini e ai nostri giovani e far sì che il Friuli Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento per tutta un'area geografica europea che ci guarda con estrema attenzione. Tra gli obiettivi del 2021 anche il nuovo accordo Stato-Regione risorse che serviranno anche per intervenire sulla sanità territoriale e attrarre investitori. Su 5 anni noi abbiamo un risparmio di ben 2 miliardi di euro. La nostra finanziaria per il 2022-2024 conta già un aumento di risorse di 266 milioni sul primo anno. Si tratta di risorse per iniziative strutturali. Vogliamo affiancare agli imprenditori, alle realtà produttive di questa regione la fiducia che serve per superare questa emergenza. Risorse che si sommeranno a quelle in arrivo dal PNRR e che saranno fondamentali per la crescita della sanità territoriale. La sanità territoriale è un obiettivo del Paese che le regioni condividono ed è evidente che noi abbiamo pagato questo ritardo che nei troppi anni ha visto timidezza e concentrazione su una cultura ospedale-centrica. L'ospedale dà una risposta che è una parte rispetto a quella che è la domanda di salute. Intercettare prima e con la prossimità risposte di salute è evidente migliora l'efficienza del sistema e crea minore disagi nei confronti dei cittadini. Sarà un percorso molto lungo, la Regione è impegnata in questi investimenti e naturalmente l'altro aspetto importante di cui abbiamo bisogno, dove lo Stato è determinante, è un grande investimento nel capitale umano, perché oggi quello che paghiamo è l'assenza della disponibilità dei professionisti.
Come detto in apertura di telegiornale, è appena terminato il Consiglio dei Ministri ed è stato approvato il nuovo decreto del governo che prevede regole, restrizioni per Capodanno e nuove regole per il Green Pass. Tra le misure introdotte, la validità del Green Pass che passa da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, l'introduzione del Super Green Pass anche nei bar, il divieto di consumare cibi e bevande nei cinema, nei teatri e per gli eventi sportivi, l'obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi pubblici, oltre che nei teatri e negli stadi. Attesa una conferenza stampa del Ministro Speranza insieme alla CTS nelle prossime ore. Siamo alla cronaca, grave malore alla guida nel tardo pomeriggio di ieri in via Lauzacco Udine. Un uomo di 50 anni della zona si è sentito male mentre stava conducendo il veicolo e accostato. Dopo poco è giunto l'equipaggio di un'ambulanza con attivazione per arresto cardiocircolatorio, quindi la corsa alla Santa Maria della Misericordia con un ricovero in emergenza. Incidente stradale questa mattina alle 6 a Codroipo, il conducente di un furgoncino con una piattaforma aerea ha perso il controllo e dopo aver battuto 2 pali della pubblica illuminazione si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto i sanitari e vigili del fuoco volontari di Codroipo, l'equipe medica ha trasportato l'autista all'ospedale di Udine in condizioni serie e non sarebbe in pericolo di vita. Disagi per il traffico. Ricoverato in gravi condizioni al Cattinara un 31enne di Sgonico che alle 3 di oggi ha perso il controllo della sua auto. Una Renault Clio è andato a schiantarsi contro il muro di una casa a Gabrovizza. L'impatto è stato molto violento, soccorso ai sanitari, l'uomo è stato intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Auresina e vigili del fuoco di Trieste. Fiamme a mezzanotte sul gretto del tagliamento a Braulins di Trasaghis, a bruciare un chiosco in legno utilizzato durante la stagione estiva come punto di ristoro per chi prende il sole lungo le sponde del fiume. La struttura è andata completamente distrutta, nessuna persona è rimasta ferita. Si tratta con ogni probabilità di un incendio doloso domato dei vigili del fuoco di Gemona. Dovrà essere abbattuto l'asino rimasto gravemente intossicato questo pomeriggio a seguito di un incendio divampato in una piccola stalla didattica per persone con disagio a Spessa di Cividale. Le cause del rogo che hanno distrutto completamente il piccolo ricovero sono in corso di accertamento. L'area in cui si è sviluppato l'incendio è immersa nelle campagne. Per raggiungerla i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare 2 pick-up giunti da Gorizia e da Udine. Si sono svolte oggi le celebrazioni in memoria dei poliziotti Adriano Ruttar, Guido Zagnere e Paolo Cragnolino, tragicamente caduti in servizio nel giorno dell'antivigilia di Natale del 1998 per mano criminale a seguito dell'esplosione di un ordigno posizionato tra le serrande di un negozio in via Ungheria. Ed è proprio da lì che all'alba di oggi è iniziata la giornata dedicata al ricordo dei 3 agenti, con un momento di raccoglimento tra colleghi, parenti e cittadini. Un possibile accorpamento del CRO di Aviano all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha creato diversi malcontenti nel mondo della politica e non solo della destra a tagliamento, ma la situazione in tutta è in divenire. La ventilata ipotesi di un accorpamento tra l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e il CRO di Aviano agita la politica regionale non solo. La possibilità, ancora in divenire, non piace al Movimento 5 Stelle, che con il consigliere regionale Mauro Cappozzella ha sottolineato che le collaborazioni sono sempre benvenute, ma ipotizzare un soggetto unico che racchiuda le 2 realtà sanitarie del Pordenonese rischia di essere una fusione a freddo con conseguenze devastanti. No anche per i cittadini, per bocca del consigliere regionale Tiziano Centis. Il CRO, dice, ha bisogno di mantenere la propria autonomia e unificarlo ad ASFO e lo indebolirebbe, rischiando seriamente di fargli perdere quel ruolo di punto di riferimento per la cura delle malattie oncologiche per il quale è stato creato e che si è conquistato negli anni. Al contrario anche il NURSIN, il sindacato degli infermieri. Noi speriamo sinceramente che questo non sia vero. Noi siamo convinti, l'abbiamo ribadito più volte, che il CRO è un'eccellenza a livello europeo e non possiamo perderla. Una riorganizzazione serve, non una chiusura di un'eccellenza. Noi speriamo che la Regione smentisca il NURSIND, si batterà fino all'ultimo perché il CRO non chiuda. Il CRO è un'eccellenza e il CRO deve rimanere. Oltre 500 miliardi di euro nelle tasche dell'erario per il 2021 con un aumento tributario di 146 miliardi in 20 anni. Queste le cifre calcolate dalla CGIA di Mestre, che sottolinea come tali entrate aggiuntive per lo Stato non si siano tradotte in una migliore qualità dei servizi.
513 miliardi e mezzo di euro, questa la cifra che l'erario troverà sotto l'albero di Natale sotto forma di gettito tributario per il 2021. A certificarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha calcolato la cifra tra imposte dirette, IRPEF, IRES, IRAP e indirette come l'IVA e quelle in conto capitale, imposte di successione e condoni. Un gettito che negli ultimi 20 anni, con l'ingresso dell'euro, è stato superiore solo nel 2019 con 517 miliardi. Nel 2001 fu di 367 miliardi. La CGA ha anche stimato che in questi 2 decenni le entrate tributarie sono aumentate di 146 miliardi, mentre l'inflazione è salita del 35,5%. Qualcuno può affermare che con oltre 146 miliardi di tasse in più pagate in questi ultimi 20 anni la nostra macchina pubblica funziona meglio e i contribuenti italiani beneficiano di servizi migliori? Oppure questo prelievo aggiuntivo li ha impoveriti, contribuendo a non far crescere il paese? Noi non abbiamo dubbi e propendiamo senza esitazioni per la seconda ipotesi. Insomma, a guadagnarci, secondo la CGA, è lo Stato, a discapito del tessuto produttivo. Bilancio di fine anno per la Giunta Comunale di Udine che annuncia novità per il 2022, tra queste l'assunzione di nuovo personale a Palazzo d'Aronco e l'organizzazione di una nuova mostra a carattere internazionale a Casa Cavazzini. Nel 2021 abbiamo fatto tante cose, io vado orgoglioso ad esempio per due elementi. Uno, che non ho aumentato le tasse ai cittadini e la seconda cosa, aver creato 30 posti di lavoro. Il Comune di Udine, oltre al turnover, cioè le persone che andavano in pensione sono state sostituite da altre persone, ha creato 30 posti di lavoro in più. Questa è una soddisfazione, soprattutto per i giovani che stanno cercando un lavoro. È chiaro che bisogna fare un concorso, ne abbiamo fatti 17 di concorsi, i concorsi vanno avanti, ad esempio la polizia locale, anche qui faremo un altro concorso perché vogliamo avvicinarsi ai 100 agenti di polizia locale, che è il rapporto giusto tra una popolazione di 100.000 abitanti, uno ogni in pratica 1.000 abitanti, un agente. Nonostante il Covid, lei è riuscito a vincere una scommessa importante, la sistemazione di Casa Cavazzini. Siamo molto soddisfatti di come sta andando questa mostra, la forma dell'infinito. Ci sono già stati migliaia di visitatori a vederla, ne arriveranno altri perché resterà aperta fino al mese di marzo. E abbiamo speso più di 1 milione di euro per dotare Casa Cavazzini di tutti i sistemi di protezione per poter ospitare mostre importanti con quadri importantissimi di altissimo valore che arrivano da tutto il mondo. E abbiamo voluto introdurre la raccolta differenziata, i dati ci dicono che stiamo andando molto bene e in più Udine è l'unica che ha istituito i boschi urbani, ne abbiamo già realizzato una parte nella zona est della città, ne faremo un altro nella zona sud al posto dell'ex caserma Piave. Ed ora andiamo a Pordenone, dove il commercio non decolla, gli esercenti sono delusi ma non scoraggiati. Commercio in crisi. Natale con pochi acquisti a Pordenone, con gli incassi che almeno per ora non fanno felici gli esercenti della città. Complici la crisi economica e l'aumento dei contagi da Covid-19, dicembre rischia di essere un mese poco brillante per quei commercianti che avevano scommesso nella ripartenza. Commercio ancora in crisi, nel senso non una crisi profonda, in fase di miglioramento rispetto al 2020, ma non ancora con i dati del 2019. Questo momento è un po' particolare, c'è stato un inizio mese molto positivo e sereno, adesso ultimamente questi giorni stiamo vedendo che c'è un rallentamento. L'amministrazione comunale dal canto suo è ottimista perché questo 2021 possa concludersi con un segno positivo. Non si può negare che la partenza è stata a rilento. Sicuramente i cittadini hanno cercato anche magari di capire un po' com'era l'andamento relativo alle restrizioni Covid. Le ultime giornate, questi ultimi giorni, c'è stata assolutamente un'accelerazione, lo vediamo anche dal flusso del traffico. Per mamma Nives, quello alle porte sarà il 7° Natale senza suo figlio Michele, scomparso da casa dall'ottobre del 2015. Per questa madre di Chiusaforte le speranze di ritrovarlo non si sono mai spente. Il suo appello al figlio a chi possa avere notizie di lui. Caro Michele, ti parlo da un luogo che hai frequentato spesso e volentieri. Spero tu stia bene e abbia trovato ciò che cercavi.
Sono trascorsi oltre 6 anni da quando te ne sei andato e se non arriveranno tue notizie entro il prossimo Natale sarà il 7° che trascorreremo in tristezza. Ti chiedo con tutto il cuore di mettere da parte l'orgoglio che forse ti impedisce di darcele. Se hai bisogno di aiuto, sappi che te lo daremo anche se hai deciso di rimanere lontano. Se tornerai in casa troverai tutto come hai lasciato, non ci sono problemi. Mi manca il tuo mame di quando entravi in casa, le nostre uscite a cena, a fare compere, a cercare funghi. Praticamente tutto, anche le tue giornate no. Ti auguro buone feste e buon Natale. Ti volin ben, Michele, mandi. Mi rivolgo anche alle persone che possono aver incontrato Michele su queste bellissime montagne e nelle vicine Austria e Slovenia, anche prima dell'ottobre 2015. Magari sono a conoscenza di qualche suo proposito o aspirazione. Questo al fine di capire in quali ambiti poterlo cercare. In tal caso chiedo cortesemente di informare l'associazione Penelope. Ringrazio tutti. Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 14, poco dopo l'ex caserma, lungo il tratto dismesso della statale 14, poco prima dell'intersezione con la nuova variante della stazione 14 direzione Fossalta. Nel tratto che prende il nome di Viale Trieste si tratta di una carambola tra 3 auto e nello schianto è deceduto un uomo di 85 anni, notizia giunta poco fa in redazione. Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento che Babbo Natale ha fissato con i bimbi ricoverati nel padiglione pediatrico dell'ospedale civile di Udine nell'antivigilia di Natale. Infatti Babbo Natale, accompagnato dagli elfi e da alcuni supereroi, si è calato dal tetto del padiglione 7 e ha salutato all'esterno i bimbi affacciati alle finestre che attendevano curiosi il suo passaggio. Dopo i saluti e le foto di rito con i piccoli ospiti del nosocomio udinese, Babbo Natale e i suoi amici sono entrati a portare doni, un mare d'affetto ai piccoli che trascorreranno questo Natale nelle stanze dell'ospedale. Tra l'altro, visto il momento critico a causa del Covid, con comprensibilmente ridotte possibilità di abbracciare i propri cari. L'iniziativa di Babbo Natale è stata quindi ancora più apprezzata dai bimbi, che hanno potuto così vivere un paio d'ore all'insegna dell'amore e della serenità che questi giorni dell'anno dovrebbero dare a tutte le persone. Tra poco a Sport FVG si parlerà del rinvio della decisione del giudice sportivo sul 3-0 a tavolino per l'Udinese dopo che la Salernitana non si è presentata martedì al Friuli per la gara in programma alle 18:30. In B il Covid costringe allo slittamento delle prossime 2 giornate di campionato, dunque si tornerà in campo a metà gennaio. E per il volley la CDA è stata sconfitta dal Brescia, mancando così l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Vi lascio alle notizie sportive, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.